Sulla strada i segni dell'ennesima tragedia, la sesta vittima dall'inizio del mese di settembre. Il drammatico incidente è accaduto nella notte in via Ungheresca all'altezza del civico 51 in zona Borgo Saccon. Il giovane 24 anni di origini marocchine era uscito di casa per prendere le sigarette. Ad un tratto è stato colpito da un'auto che proveniva dalla stessa direzione. Alla guida della Golf un 32enne bellunese appena uscito dal casello autostradale della 27. L'uomo è stato sottoposto al test alcolemico con esito negativo. Il 24enne è stato sbalzato dalla bici, un volo di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le ferite riportate. All'arrivo degli operatori del SUEM 118 per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione sembra che la bicicletta non fosse dotata di fanali posteriori né la vittima indossasse una pettorina catering frangente, un particolare questo che potrebbe essersi rivelato fatale. Sul posto anche 2 pattuglie della compagnia dei carabinieri di Conegliano che avranno il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. Il 24enne da tempo era in Italia ospite da un'amica ed aveva appena ottenuto il permesso di soggiorno. Il suo sogno era quello di iniziare a lavorare e aiutare la sua famiglia che si trova in Marocco. Una strada, via Ungheresca, trafficata a tutte le ore del giorno con macchine, dicono i residenti, che sfrecciano ad alta velocità. Finita la pandemia, qua corrono come i pazzi, cioè non c'è più nessuno che ha un po' di, come si dice, un po' di tranquillità, di correre più piano. Dopo una strada che invita a correre, specialmente anche di notte. I residenti hanno più volte segnalato la pericolosità della strada all'amministrazione comunale, anche se via Ungheresca è provinciale. Ora, dicono i cittadini, chiederemo di trovare una soluzione, altrimenti ci saranno altri incidenti stradali. Ad agosto nella Marca sono state 12 le vittime, un trend che non sembra diminuire nel mese di settembre. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Conegliano a disposizione dell'autorità giudiziaria che aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale.